parleremo del mare. Generalmente del mare ci occupiamo nei periodi estivi, però ci sono tanti problemi irrisolti anche nel corso dell'anno, quindi bisogna anche accendere i riflettori, vedere le cose che non vanno e cercare, no, di spronare per trovare delle soluzioni. Oggi noi ne parleremo insieme a Gianfranco Ramundo, sindaco di Fuscaldo, benvenuto, e insieme a Giorgio Maritato, sindaco di Acquapesa. Siete vicini, chiaramente come logisticamente, insomma pochissimi. Non solo. Anche come progettazione, cioè come ambito di progettazione siamo assieme. Bene. Non solo, storicamente è un territorio che ci unisce in passato, perché ecco, il territorio di Acquapesa, Guardia, Fuscaldo e Paola faceva parte di un territorio compreso nel feudo degli Spinelli, quindi fino al 1300 era unico territorio, quindi siamo legati da una serie di elementi che in un certo senso ci fanno stare insieme, anche sul piano progettuale, sul piano propositivo, abbiamo parecchie iniziative in corso. Insomma. Ecco, tra poco ne parleremo anche perché è bene accendere i riflettori, ma c'è un problema che insomma vi accomuna ancora di più, quello dell'erosione costiera. Da quanti anni si parla di questo problema? Pensate che la Calabria è la seconda regione in Italia per quanto riguarda questi chilometri di costa che vengono risucchiati dal mare. Se posso dire io qualcosa, nel mio paese l'erosione costiera è da inizi anni 70, quindi molto tempo fa. Fuscaldo molto dopo, perché poi è stata una forma di scaricare. Io mi ricordo ero studente universitario, quindi ne sono passati di anni, e già c'era il problema, perché da noi si è delimitato, onestamente, non tanto per un fatto di andamento positivo o negativo, è sorto il problema quando hanno realizzato il molo sud del porto di Cetraro. Allora si è cominciato a difendere la marina di Cetraro, come era ovvio, perché quel molo ha creato erosione a Cetraro e ha scaricato sul comune di Acquapesa. E già da allora, sinceramente abbiamo sempre fatto delle valutazioni. Se tutti i soldi che sono stati spesi per la difesa costiera fosse stato costruito il paese, la marina in questo caso, in un altro posto, sicuramente tutti avremmo in questo momento una bella villa a disposizione. Quindi voglio dire, il problema è vecchio. Noi chiaramente, rifacendoci ai tempi di oggi, ci troviamo in una situazione un po' diversa. Siamo riusciti ad attrezzarci proprio perché avevamo il problema, abbiamo fatto un lungomare di difesa, quindi già i muri hanno risolto quelle situazioni che paradossalmente succedevano sempre il 31 dicembre, sarà stata una combinazione. Ma a me da quando ho fatto il sindaco, mi riferisco a quando lo facevo prima, sono stati almeno 3 capodanni che ero pronto a fare il cenone con i miei parenti, sono dovuto andare a fare delle evacuazioni da alcune case perché c'era la mareggiata in corso. Quindi le feste si ricordano, quindi in questo e quindi caso. Sono quegli episodi che rimangono, perché proprio il 31 dicembre sembrava un appuntamento. Poi quando siamo riusciti a realizzare questo muro, questo lungomare di difesa, non abbiamo dovuto onestamente più evacuare nessuno, però rimane il problema dell'erosione costiera, perché le spiagge sono sparite, vanno ricostituite e comunque il mare va tenuto lontano dai muri. Certo. Quindi siamo entrati in quest'ultima fase, quindi per farla un po' più breve, in questo progetto fatto dalla Regione Calabria che va da Fuscaldo a Cetraro e che in questo momento si sta realizzando, è partito prima dell'estate da Fuscaldo, ora stanno cominciando i primi interventi a Guardia Piemontese, poi ci sarà Acquapesa e poi ci sarà tra poco Cetraro. vedremo la situazione di Fuscaldo, perché c'è una zona, quella di Messinette, dove davvero il mare sta avanzando inesorabilmente. Però abbiamo già una telefonata, perché questo è un argomento... Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Chiamo da Cosenza e sono Franco Milano. Ah, benvenuto, benvenuto. Allora, Grazie, lei buongiorno. voleva intervenire su questa vicenda? Esatto. Prego. Posso? Sì, prego. Abbiamo qui il sindaco di Fuscaldo e il sindaco di Acquapesa, quindi magari potrà chiedere qualcosa. Lei ha una casa, quindi in questi... Sì, certo,
a Messinette, lo sa benissimo quello il che signor sindaco di Fuscaldo. Località Messinette, quello che dicevamo Messinette, prima. Valle Santa Maria. Allora, un problema che va avanti da tempo anche lì su Messinette. Sì, da tempo, perché purtroppo non c'è più professionalità. I tecnici della regione e del comune stesso di Fuscaldo non intervengono mai. I lavori vengono fatti con i piedi. I nostri soldi non si devono buttare così. Se non si buttano massi per 40-50 metri e fare la T, le case volano. Avevamo 155 metri di spiaggia e hanno avuto l'abilità di farla eliminare completamente. Allora, io faccio rispondere subito il sindaco Ramundo, perché Gianfranco, sì, Ramundo, me lo chiamato saluti. in causa. Intanto queste sono delle immagini che abbiamo visto, insomma, sono recenti. Come diceva lei, la Calabria, ahimè, ha un brutto primato perché ha questo fenomeno dell'erosione, che è un fenomeno che riguarda tutto il Tirreno, nonché tutto il Mediterraneo. E quindi trovarsi al secondo posto non è una bella posizione. Quindi abbiamo un problema di carattere generale che riguarda l'erosione. Poi abbiamo un problema di carattere territoriale che si aggiunge. Quello che diceva il collega Maritato, da quando si sono fatti gli interventi al porto di Cetraro, ahimè, inevitabilmente i danni si sono verificati a catena verso sud. Prima ad Acquapesa, poi a Guardia, poi a Fuscaldo. Un processo inesorabile che neanche le opere di difesa sono riuscite a contenere. Io ricordo da bambino che andavamo a fare il bagno allo scoglio della Regina e quando si andava a fare il bagno lì non si portava l'ombrellone perché lo scoglio era praticamente sulla sabbia. Questa era la caratteristica. Oggi si va allo scoglio della Regina, non si porta l'ombrellone. Quindi eravamo praticamente al fresco dello scoglio. È cambiato un po'. Qui invece, rispondendo al nostro telespettatore... Sì, sto arrivando. Quindi ecco un discorso di carattere zonale che inevitabilmente ha creato dei danni. Poi ecco ci sono stati degli interventi in passato che riguardano il mio territorio comunale. Interventi che hanno dato la priorità, perché in effetti esistevano dei problemi, a difesa di una zona nord di Fuscaldo. Ora, il signor Milano sa benissimo che gli interventi vanno programmati da sud verso nord, ma questo per un fatto naturale che riguarda le correnti, nel senso che le correnti prevalenti sul nostro territorio provengono da nord-ovest. Allora ecco, se provengono da nord-ovest, una corrente si può assimilare a un vettore che ha una componente trasversale e tangenziale. Quella tangenziale trasporta il granello di sabbia, la sabbia, e la trasporta verso sud. È chiaro che se si fanno le opere di difesa a nord, la zona a sud inevitabilmente si svuota. E questo è quello che è successo negli anni e ad opere di chi mi ha preceduto, anche per rispondere obiettivamente a delle situazioni di pericolo. Il progetto che è partito da poco, organizzato con la Regione Calabria, che dopo anni di interventi, di sollecitazioni, di pareri che hanno impiegato, pensate per un attimo, il parere VIA, circa 2 anni e mezzo per essere rilasciato. Basta questo dato per dire in che condizioni siamo circa i tempi della burocrazia. Chiaramente in 2 anni e mezzo mareggiate ce ne sono state tante. Il mare non aspetta. Il mare non aspetta, i danni ci sono stati e come. E quindi noi sindaci siamo, come dire, rimasti a organizzarci per quello che era possibile, ma senza risorse. Lo sappiamo benissimo che non abbiamo la potenzialità economica di poter realizzare qualunque forma di difesa. E quindi abbiamo aspettato questo progetto che finalmente è arrivato. È arrivato e ha iniziato da Fuscaldo, non a caso, non solo perché c'è una situazione critica effettivamente a rischio, ma anche e soprattutto perché si interviene da sud verso nord.
Quindi gli amici di Guardia, Acquapese, eccetera, stanno aspettando che si intervenga in modo corretto, nel modo che si possano intercettare le correnti e quindi trattenere praticamente la spiaggia. Ora, che cosa è successo in una zona specifica che conosco, che è quella che viene sollecitata dal signor Milano? È una zona particolare, a rischio, che non rientra in questo progetto regionale. Ma come comune, anche con altri interventi di piccola entità che siamo riusciti a racimolare, stiamo cercando di arginare ed affrontare questo problema con un sistema di protezione che rispecchia il master plan prima e successivamente un progetto che ha vinto praticamente la gara come progetto migliorativo, nel senso che dalla zona dell'area del Borgo Marinaro a nord per circa 9 pennelle mi pare, si è stabilito un campo di 205 metri, un modulo praticamente, tale che possa consentire una protezione organica da sud verso nord. Questo presuppone che le celle, che sono quelle aree comprese tra i 2 pennelli, si debbano riempire dando il tempo anche al mare di fare questo miracolo. Questo sistema ha già funzionato. Il signor Milano, che capisco tutta la sua indignazione perché è un tipo così preciso che anno per anno misurava la spiaggia, ha misurato la spiaggia e mi ha trasferito proprio un documento fatto di suo pugno che praticamente ha fatto emergere questo effetto che era sotto gli occhi di tutti, ma da 40 anni ad oggi. E che cosa succede adesso? Con gli interventi che sono stati fatti, l'area immediatamente più vicina, la cella proprio a fianco dell'area che riferisce il signor Milano, si è chiusa, si è insabbiata, quindi si è ricostruita la spiaggia. In quella zona lì, a nord praticamente dalla rotonda Russo, addirittura il mare era entrato e aveva praticamente fatto saltare anche la strada, ti ricordi Gio? Era saltata la strada, adesso la strada resiste, si è fatta una spiaggia bellissima. Recentemente perché però il mare, in un certo senso, ha anche un certo ordine, nel senso che da nord verso sud cerca di riempire queste celle che sono individuate da questi pennelli che sono, diciamo, organizzati ortogonalmente ogni 205 metri. È chiaro che questo posizionamento di massi non viene così messo a caso. C'è uno studio meteomarino, ci sono delle verifiche, ci sono degli ingegneri che si assumono responsabilità, firmano documenti e quindi dovrebbero rispondere a dei requisiti di tenuta sostanzialmente. Però recentemente le barriere poste a protezione sono state distrutte, cioè i lavori non erano stati ultimati. Allora, intanto ci siamo trovati con un intervento che in quella zona è stato particolarmente distruttivo, che aveva fatto saltare metà strada, aveva fatto saltare i collegamenti principali, rete fognante, rete idrica, pubblica illuminazione, tutti gli impianti di opere di urbanizzazione e quindi, come dire, abbiamo dovuto in un certo senso ripristinare la strada, ripristinare la rete fognante, ripristinare la rete idrica, ripristinare la rete della pubblica illuminazione e abbiamo fatto una protezione di quest'area qui. Oltre a questo, che è comunque insufficiente, che è comunque il mio assillo principale, perché ogni mattina io passo appunto per vedere se funziona questo intervento, abbiamo bisogno di risorse, perché abbiamo bisogno di fare una protezione maggiore per permettere a quest'area, a questa cella, a questo spazio di rifare di nuovo la spiaggia. Quindi qua ci vorrà tempo in questa zona di Messinette, intanto non rientra? Non è Messinette, questa è una zona un po' più a nord di Messinette, però ecco tutta la zona è stata organizzata con questi pennelli posti in asse a una distanza regolare che è stata verificata dai tecnici con gli studi appunto meteomarini che ci dovranno consentire, e ce l'auguriamo, questo ripascimento naturale. È previsto anche nel progetto il ripascimento da progetto. Quindi oltre ai pennelli sarà portata la sabbia da altre parti in modo da, come dire, accelerare questo processo. Però abbiamo bisogno anche, come dire,
che il mare ci dia il tempo per fare questo. Adesso è calmo il mare però. Sì, adesso è calmo, però Bellissimo adesso. non so fino a quando. C'è gente anche che fa il bagno, è vero, in questo periodo. Sì. Oggi c'era gente che faceva il bagno. Però quando il mare... E vi voglio collegare anche un'altra cosa, al di là dell'erosione. Il mare di questi tempi è sempre bello, limpidissimo e non è oggetto di nessun tipo di reclame. Non parliamo di cattiva depurazione. Esatto. Quindi, perché questi sono argomenti che si toccano durante la stagione estiva. si dovrebbero toccare ora Tutto, questi argomenti, tutto perché l'anno. da ora bisognerebbe programmare Certo. quello che poi avverrà durante la stagione estiva. Però ritornando al problema dell'erosione c'è da dire questo, che bisogna capire due cose. Intanto questi progetti, con tutta la buona volontà, non sono definitivi, perché il mare non lascia mai nulla di definitivo e questo l'ho avuto come esperienza. No? Io non sono ingegnere, però ho dovuto imparare delle cose. Quando noi siamo andati a fare il muro del lungomare, il progettista, Gianbraga è architetto, quindi lo potrà dire, ha progettato la quota del muro alla -1, cioè 1 metro sotto il livello del mare. Avvicinandosi l'acqua c'è il mare, questa -1 è diventato oltre quota 0, cioè il livello del mare è sceso ancora di più. Tant'è che per difendere quel muro che abbiamo fatto ritengo che noi abbiamo posato tanti massi forse ad arrivare a 10 metri, perché il mare non dà mai garanzia in nulla e quindi, come diceva lui, nemmeno questi progetti potranno dare garanzia. Certo, c'è una cosa, se si interviene, se si fa la manutenzione ordinaria, perché bisogna poi ricordare questo, che queste opere debbono essere soggette a manutenzione ordinaria, senza la manutenzione le onde del mare li sfaldano e poi non hanno più quell'effetto che dovrebbero avere per come erano state progettate. E poi questo, è vero che si parla di interesse organico, ma il prossimo interesse organico a questo, anche perché mi sembra di capire che c'erano delle zone al comune di Fuscalda ancora scoperte, non è che si può fare tra 5 anni, perché il progetto in essere è stato progettato nel 2012 e si sta realizzando nel 2017. All'uopo noi abbiamo già fatto una richiesta perché ci sono ulteriori somme per questo ambito, cioè è stato dimostrato in passato che quando le somme sono state affidate ai comuni, i tempi di realizzazione, cioè dalla progettazione all'inizio dei lavori, sono stati di 1 anno e mezzo, non di 5 anni. Allora di queste cose dovremmo farne tutti quanti tesoro, perché probabilmente se le somme ora che la Regione ha messo a disposizione con un nuovo decreto vengono affidate singolarmente ai comuni e magari con una cabina di regia a monte che vada a verificare che gli interventi non contrastano uno con l'altro, probabilmente accorciamo i tempi di molto e riusciamo a dare quelle risposte necessarie. Perché insomma adesso i soldi ci sono. Sì, Insomma, sono quelli che stanno spendendo e altri in un decreto futuro, perché onestamente devo dire su questo ci sono le disponibilità, perché alla fine si tratta di però la gestione secondo me protezione dovrebbe del essere suolo. dei comuni, ecco, sulla... Cioè, riteniamo che questo sia un fatto fondamentale. Non a caso, guarda, noi abbiamo anche firmato il protocollo per il contratto di costa da San Lucido a San Gineto. Tra l'altro io faccio il coordinatore e non appena saremmo messi nelle condizioni di poter fare un piano, chiederemo ufficialmente che là dove ci sono gli interventi previsti nei comuni, i fondi vengono assegnati al comune. Intanto abbiamo una telefonata, vediamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo Cristian Mauro. Da dove Siamo ci chiami? Cosenza. Da Cosenza, Da benvenuto. Cosenza. A casa in anche queste io zone... Sì, anche io come il signor Milano possiedo un appartamento lì in Valle Santa Maria. Valle Santa Maria, comune Sì, di Fuscaldo, esattamente. sempre Fuscaldo. Perfetto. È la zona Sì, incubo sì. per il sindaco, a quanto ho capito. È il problema dei Esattamente. problemi. Il problema... Esattamente. Ci dica. Allora, io volevo ricordargli al sindaco di Fuscaldo che qualche anno fa, quando c'era ancora un po' di spiaggia, ci fu una riunione lì al comune e io personalmente gli dissi perché allora, il sindaco per frenare il mare aveva proposto di mettere dei massi che poi sono stati messi, quelli che abbiamo visto poco fa nelle immagini. Sì.
quelli proprio a ridosso del muro. Sì. Perfetto. Io gli dissi al sindaco che era inutile mettere quei massi e che era meglio fare delle T come sono lì a San Lucido, Paola. Allora, le T meglio dei massi? Beh, insomma... Sì, infatti poi dopo che hanno finito i lavori, dopo che hanno messo tutti quei massi, alla fine dei lavori la strada è crollata. Allora, facciamo... Perché praticamente il mare si è incanalato nei massi, è andato sotto la strada e la strada, una corsia, perché prima quella strada era 2 corsie, una delle 2 corsie è crollata perché il mare si è incanalato nei massi e ha fatto cadere una corsia. Allora, Quindi, ascoltiamo dal sindaco, quindi lei dice le T Certo. meglio dei massi. Allora, Grazie intanto per aver telefonato. Intanto saluto al dottore Mauro. Non è un problema di scegliere mantellata, masso con la T o masso o un pennello normale. I problemi sono di uno studio che deve esserci alla base, di ingegneri che firmano e si assumono responsabilità. Poi, in riferimento a queste T di San Lucido, di ormai 30 anni fa, o forse più, Sì. forse 40, sono state delle opere realizzate dalla Ferrovie dello Stato, in tempi di vacche grasse, in tempi in cui i finanziamenti arrivavano con una facilità impressionante. Quindi quella è un'opera fatta dalle Ferrovie dello Stato per proteggere il rilevato Costa ferroviario. di più, insomma, l'installazione costa di più l'installazione Ma molto di più. Ora, questo intervento della Regione Calabria, che abbiamo aspettato per 5 anni, come diceva Giorgio Maritato, e in 5 anni in cui i progetti si sono ripetuti continuamente, perché la dinamica dell'andamento della battigia è così variabile che non dico da un mese all'altro, ma ogni 6 mesi cambia, ma in modo importante. Quindi i progetti si sono fatti sempre in continuazione perché la linea di battigia continuava a variare proprio per questo discorso delle correnti e del moto ondoso. Quindi allora io devo andare in pubblicità, però torniamo a parlarne. Non è stato il sindaco che ha deciso il masso piuttosto della T? No, assolutamente. Chiaramente ci sono degli studi dietro. Ci sono gli uffici, ci sono gli studi, ci sono i tecnici che firmano e si assumono Magari responsabilità. proposte, Il problema qual è? Che non ci sono le risorse per fare quelle opere Quelle faraoniche. Tanto per capirci, stiamo facendo una serie di interventi sul territorio di Fuscaldo di circa 9 pennelli e l'importo complessivo è poco più di 800.000 euro. Allora, su questo ci dobbiamo fermare perché devo dare la linea ci alla devo- regia, ma continueremo a parlarne tra poco. E chi si chiama? Eccoci di nuovo in studio, in linea rovente oggi davvero parlando di erosione costiera. Ricordo Gianfranco Ramunno, sindaco di Fuscaldo, e Giorgio Maritato, sindaco d'Acquapesa, qui con noi in studio. Abbiamo risposto un po' ai telespettatori. Allora, è anche una questione di risorse, no? Perché ci sono 4 milioni più o meno disponibili per 5 comuni. Quindi il comune di Fuscaldo... Circa 4 comuni. 4 Quattro, comuni. perché vabbè, anche se l'area comprende Paola Cetraro, però su Paola non sono stati Paola fatti non c'è interventi. bisogno, per fortuna ancora no. Non hanno, Paola. non c'è hanno bi- questo problema. Paola Quindi insomma non sono tantissime Sono le risorse. risorse molto risicate, contenute. Fuscaldo ha avuto circa 850.000 euro Acquapesa? circa, Dono 700. Dove ancora, lo ricordiamo, non sono Devono partiti fare ancora i lavori. quindi sono somme che in un certo senso non sono sufficienti. Il discorso che dicevamo prima, queste altre somme programmate, se i tempi si accorciano e abbiamo la possibilità di poter impinguare e consolidare ancora di più le opere che si stanno realizzando adesso, allora ecco, l'opera di difesa comincia a diventare organica e comincia a resistere nel tempo e potrà dare i risultati sperati anche in tempi brevi. Ma abbiamo bisogno che la tempistica si riduca il più possibile, perché non è possibile programmare oggi e realizzare fra 4 anni. Il mare in 4 anni distrugge tutto, Certo, anche poi... perché la nostra zona, proprio questa tra Fuscaldo, Guardia, Acquapesa, è una zona particolarmente a rischio proprio perché è ortogonale allo stretto di Gibilterra. Quindi dallo stretto di Gibilterra arriva l'onda lunga del Mediterraneo, è chiamata proprio così, che
è un'onda che ha effetti devastanti, cioè quando arrivano mareggiate con onde 4 metri, 5 metri, 6 metri, come se muovessero 2 piani di casa, tanto per capirci, con quella irruenza, questi marosi sono altamente distruttivi. Come quella di settembre, recentemente. Settembre poi ecco la beffa, Anomala, tra l'altro. anomala, stavamo per completare i lavori, è arrivata questa mareggiata che mi è stato riferito dalla Capitaneria di Porto di Cetraro, tra le 4 e le 5 di mattina ha raggiunto picchi di forza attiva proprio sulla spiaggia e distruttiva, tale che non si verificava da 7-8 anni dalle mareggiate precedenti. Insomma, partono i lavori per Cioè si stavano per completare, è arrivata questa ciliegina, addirittura nel mese di settembre, quando era un periodo chiaramente tranquillo sotto questo profilo delle mareggiate, però ecco, non si sta mai tranquilli, perché anche nel mese di luglio abbiamo avuto mareggiate distruttive, e poi per non ricordare quelle di Capodanno, che sono ecco, le mareggiate augurali, insomma, per farci feste, capire insomma, che dobbiamo fare i conti con il mare. Insomma, diciamo, è anche una questione di risorse. Diceva il nostro telespettatore prima, perché non si sono fatte le T? Insomma, per una questione di soldi. Mi diceva prima lei in pubblicità le T sono un intervento particolarmente oneroso. C'è una T di quei tempi è costata oltre 2 miliardi, quella tipologia di T di salute. Di lire stiamo Oggi parlando. con 2 miliardi, forse rapportandoli all'euro, noi ci dobbiamo fare il lavoro di tutto l'arenile dei comuni, o parti, soprattutto quelle più esposte. Quindi non si può fare, tutti quanti saremmo lieti di poter avere somme come quei tempi, perché tra l'altro quei tempi erano previsti anche gli interventi ordinari, cioè le somme urgenze, cioè che se li caricavano le opere marittime, cioè se c'era un problema immediato il sindaco poteva benissimo chiamare la ditta, far fare i lavori e poi sarebbero state giustificate. Oggi invece tutto è cambiato. Non si può fare nulla, a meno che non si rischia direttamente con la propria tasca, perché uno deve andare poi a giustificare perché ha fatto quell'operazione. Quindi è questo. Oggi le cose sono. L'unico aspetto positivo di tutta la vicenda, sai qual è? Che io ho un amico, una volta c'erano i vecchi marinai che ti davano le indicazioni, io ho un amico che è uno studioso di questo. E lui mi ha detto che i fondali stanno crescendo. Lui si chiama Vincenzo Savino, dico pure il nome perché è un appassionato. E mi ha detto che i fondali stanno crescendo, e quindi secondo lui, se si cominciano a fare queste opere come queste di Fuscaldo, come quelle che cominciano a intercettare la sabbia, di qui a un po' di tempo si ripasceranno gli arenili, e quando ripascono gli arenili sicuramente non c'era più problema dei marosi. Basta guardare i comuni come Paola, come Praia a Mare, come Scalea, dove Santa Maria del Cielo, dove il mare non è a ridosso di abitazioni o di strutture pubbliche, e lì non c'è problema, il mare sfoga liberamente e non hanno questo problema. In questi altri comuni come i nostri, come quelli giù, tipo Nocera Terenese o come sullo Ionio, il problema esiste, o come sta diventando Tropea, perché poi ogni anno ci sono delle nuove scoperte per quanto riguarda l'erosione, c'è diventando un problema, e il problema va affrontato. Le risorse che la Regione Calabria dispone sono irrisorie, le risorse della difesa del suolo in generale, perché non bisogna dimenticare che la nostra regione non ha solo il mare, ha pure le frane, eccetera, eccetera, e quindi siamo veramente in una condizione di assoluta gravità. Quindi quello che si fa, che si riesce a fare, è semplicemente quello che è possibile fare. Altro è credibile, cioè riusciamo a fare degli interventi delle volte inventandoci, mi devi credere, io per riparare il lungomare che aveva sifonato, quello di Intavolata, l'anno scorso ho dovuto fare 5 mesi di fila alla Regione Calabria per poter utilizzare una somma di un vecchio mutuo loro e riparare, perché noi comuni non abbiamo queste somme, non le abbiamo. Poi insomma c'è la solita burocrazia che ci mette il suo, certo, insomma poi continua a frenare. La burocrazia è come stendere un velo pietoso, perché poi la burocrazia non riguarda solo l'erosione costiera, riguarda tutta poi, la vita di questa regione. Parlando di erosione costiera, il mare non aspetta i tempi della burocrazia. Assolutamente no. E ci sono anche queste persone che abitano proprio lì in queste zone, che si sono ritrovate il mare in casa. Allora, queste persone sanno bene del nostro impegno. E per sollecitare la realizzazione di queste opere che si stanno realizzando finalmente,
Abbiamo fatto tante manifestazioni. Insieme ai colleghi sindaci dell'area siamo andati in regione con la fascia, non abbiamo usato le catene, ma in quella circostanza abbiamo fatto un'azione di protesta forte, lo abbiamo fatto successivamente, io ho portato addirittura un pullman di gente coinvolta che amaramente vive questo dramma, e quindi ho occupato anche gli uffici regionali, per non parlare degli appuntamenti quasi settimanali con gli uffici per sollecitare e mettere in moto questa macchina amministrativa, farla andare più velocemente, ma purtroppo i tempi sono drammaticamente lenti. Noi come sindaci abbiamo anche una capacità di velocizzare le cose perché le viviamo sulla nostra pelle i problemi, perché la gente viene dal sindaco, poi è inutile che spiego che è un problema della regione, della burocrazia, delle comunità europee, non interessa un bel perché nulla. la persona che si trova il mare in casa E allora, vuole le risposte subito. Certo. Una cosa è certa e dobbiamo pure dirla, il fenomeno dell'antropizzazione sul litorale chiaramente ha creato dei problemi. È inutile negarlo. Diceva Giorgio prima, le aree litoranee che sono rimaste libere non hanno subito grosse ripercussioni in termini di erosione. Io sono arrivato a una conclusione, che il mare non va più sconti a nessuno. Ciò che riceve, restituisce. Se riceve rispetto, e allora restituisce bellezza ambientale. Se riceve provocazioni, e per provocazione sono anche queste opere frangiflutti che si vanno a realizzare, queste opere a difesa, pennelli, T, X, Y, eccetera, sommerso, non sommerso, quelle sono provocazioni per il mare. Ebbene, il mare reagisce e si riprende quello che aveva. Sono arrivato a questa conclusione che significa, come dire, osservare il mare continuamente. Perché il mare col gioco delle correnti, col gioco del moto ondoso, spennella questo elemento, la sabbia praticamente, su tutto il litorale. E in un certo senso non vuole essere disturbato in questa logica di provocazioni con pennelli che andiamo a mettere. Quello che diceva Giorgio, noi a circa 70, 80, 100 metri abbiamo delle dune di sabbia. Ebbene, quella è tutta la sabbia che il mare praticamente si è presa e se l'ha posata a largo, come se è in attesa di poterla riportare. Ecco, noi ce lo dobbiamo augurare questo, e questo è facile anche intercettarla, perché quando c'è il mare mosso, in prossimità di quella duna, che non si riesce a vedere, ma esiste, perché praticamente c'è questo bordo praticamente di sabbia che per alcuni aspetti aiuta anche nella difesa. Lì il mare, diciamo volgarmente noi, fraga, cioè si vedono le onde, va bene? Sì. Lì significa che sotto c'è questo fondale alto che certamente aiuta a interrompere l'energia distruttiva del mare, ma è quella sabbia che è stata sottratta al litorale per queste provocazioni. Quindi io mi rendo conto che ognuno guarda lo specchio visivo della propria casa, ed è pure legittimo e umanamente comprensibile. Però ecco, cerchiamo di guardare dove alcuni interventi sono stati fatti con enormi sacrifici e si sono ottenuti i risultati. Me lo auguro io per primo, perché poi sono, come dire, con il quale viene... ma i sindaci siete così, insomma, siete sempre il punto di riferimento nel bene e nel male di tutti. Chiaramente, no, solo nel male. Nel male perché raramente, non so se capita pure da te, vengono a complimentarsi per lavori fatti bene. Bene, in quella zona di cui a quelle telefonate siamo intervenuti per ben 2 volte. Abbiamo garantito interventi con modestissime risorse, raccolte veramente come da elemosinanti, fatemi passare questo termine. Per mettere in sicurezza. Per cercare di mettere in sicurezza e mantenere quella condizione. Chiaramente c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di maggiori risorse. Purtroppo le risorse sono quelle, cioè 4 comuni si devono far bastare queste risorse che, vedendole così, 4 milioni di euro sembrerebbero tantissime. Però per lavori marittimi fanno solo ridere. Però in effetti sono, possiamo dire, una goccia nel mare, no? Possiamo utilizzare questo termine.
Gli interventi successivi, mi avviso, per avere valore debbono essere affidati ai comuni. Lo ripeto ancora una volta perché l'esperienza, io ormai una certa esperienza l'ho fatta, soprattutto come amministratore, e ne ho viste di queste. L'esperienza insegna che quando vengono gestite automaticamente e autonomamente dai comuni, questi interventi riescono a farsi in un tempo molto molto più breve rispetto a quella della Regione. Io penso che questa esperienza, io l'ho detto ai tecnici anche della Regione, per me è un'esperienza fallimentare perché a distanza di 5 anni, sebbene loro siano bravi, abbiano ricalibrato i progetti, per questo, come diceva Gianfranco, li hanno rifatti, però il fatto sta che sono passati 5 anni e probabilmente l'effetto di questi lavori sarà molto molto inferiore a quello che ci si aspettava. Cioè, Questa meglio è la di verità. niente però, diciamo, perché... Cioè, guarda, io ti dico una cosa, la speranza grande non è sui lavori, è che se uno va sotto le colline di Cetrario, cioè vede che là c'è sabbia, come in altri posti nostri, quindi spero, anche in virtù delle indicazioni che ci sono state, che il trend sia cambiato, cioè da negativo in positivo. Quindi da oggi in avanti si vada ad accumulare, come diceva Gianfranco, la sabbia, ricrescano gli arretrati, soprattutto per opera del mare, non tanto per le opere che andiamo a fare. Però nel frattempo, perché i tempi non se saranno riusciamo brevissimi, perché... Ma sicuramente sono noi i quello che dobbiamo fare lo faremo fino in fondo e anche l'azione di stimolo che dobbiamo tenere la terremo fino in fondo. Però la verità è questa, se dovesse succedere, io mi auguro di no, perché io l'ho vista, che capita una mareggiata come quella dell'87, perché tieni presente che la mareggiata dell'87 è stata fatta una legge nazionale apposta, la 120, che allora hanno dato delle somme per poter riparare una di quelle mareggiate, e io l'ho visto, ho visto il mare entrare nei palazzi, nel mio paese, e uscire dall'altro lato. Io non so se resisterà molto di queste zone, soprattutto ad alto rischio, sinceramente, e lì non è questione di sindaco, non è questione, lì è questione che purtroppo è, tra virgolette, una piccola catastrofe naturale, voglio dire. Quindi l'augurio è che comunque il mare, come in questi ultimi 30 anni, nonostante le mareggiate forza 7, forza 8, sia tenuto buono. Ma se dovesse succedere che capita una cosa di quelle, e sinceramente lo ripeto, io non me lo auguro, saranno veramente problemi seri. Cioè, c'è anche un altro problema, che magari in alcune zone dove l'effetto delle mareggiate si fa maggiormente sentire, sono spesso seconde case, no? Case utilizzate soprattutto per le vacanze estive. Molti credo stiano pensando, hanno tentato magari di venderle, no? queste case, certo. Perché non si sentono anche sicuri, ecco. Sì. Quello è anche un problema grosso per tutti i comuni costieri, insomma, interessati. Ma lui l'ha detto, probabilmente, e questo senza fare addebiti a nessuno, anche perché, se posso dire una cosa, io quando vedo la SS18, l'altra volta ho fatto un dibattito sulle vittime della strada, la SS18 al mio paese era progettata sotto le case verso il mare, perché allora c'era una arenile di 150 metri, cioè la strada a quest'ora sarebbe stato un motivo di difesa delle case, perché era progettata dal lato mare. Poi hanno modificato il progetto e hanno fatto il percorso quello attuale. Però voglio dire, ecco, era una forma di incentivare a costruire andando verso il mare, senza pensare che probabilmente in anni a venire, come poi è successo, ci sarebbe stato invece l'avvicinamento della fase negativa, il mare sarebbe avvicinato e quindi ha creato problemi a quelle case che in quel momento non davano problemi, ma che ora bisogna difendere. Forse, ecco, per ritornare, la politica urbanistica di quegli anni, degli anni 50, 60, perché 50 ho delle foto dove gli aranili anche nelle nostre zone erano completamente liberi, degli anni 60 in poi, forse capito insomma, che bisognava costruire non in quelle prossimità, ma magari a mezza cosa, facendo come in altri posti d'Italia, non staremmo qui a parlare di erosione costiera, parleremmo di qualche altra cosa, questa è la verità. E qua il B è il senno del poi, stiamo parlando di cosa è successo. Oggi il problema è questo, sappiamo che esiste e dobbiamo affrontarlo. Dobbiamo affrontarlo, però diciamo che 50 anni fa non c'era una politica urbanistica capace di individuare una fascia costiera da proteggere come bene ambientale, tutt'altro. Certo. In un certo senso si incentivava il proprietario dell'area a costruire perché poteva essere un effimero
come dire, effetto di sviluppo del territorio, perché non c'era la coscienza urbanistica che c'è adesso del rispetto ambientale. E questi sono gli errori che poi si pagano. Certo, avere, come dire, la propria casetta immediatamente sulla spiaggia e uscire in costume da casa per andare immediatamente a fare il bagno come dire, è un lusso che non tutti si possono consentire. Per molto tempo è stato possibile, ora ecco bisogna difendere il più possibile questo costruito che chiaramente oggi non sarebbe stato più possibile realizzare. Certo, però per giuste ragioni di tipo ambientale. Chiaramente ci faremo carico in tutte le forme possibili di difendere questo patrimonio perché poi come dire, è la nostra fascia costiera dove c'è una certa vivibilità, dove c'è una forma di turismo, dove c'è una forma di accoglienza, anche di legame perché c'è gente che viene in queste case da 30 anni, 40 anni, 50 anni, insomma. Quindi che si sono ritrovati queste c'è un legame e quindi si avverte proprio la necessità di tutelare e difendere queste abitazioni. Però ecco, si pagano gli scotti che dicevo prima di queste provocazioni, antropizzazione, quindi effetti provocatori sul mare che inevitabilmente il mare ha dato risposte negative. Ecco perché è importante parlare del mare tutto l'anno, perché anche a livello istituzionale del mare ci si ricorda soltanto quando d'estate io le confido questo, io appena mi sveglio la mattina il mio primo sguardo è verso il mare. Non vado a fare il bagno d'estate sulla spiaggia per un semplice motivo che anche se sono in acqua sono raggiunto da quello che mi viene a chiedere qualcosa quando raramente vado a fare il bagno. Perché il sindaco è sempre il punto di riferimento. Ed è successo perché ero in acqua per la prima volta sceso al mare 3 anni fa, non ci sono più andato, in acqua mi sono venuto a chiedere le cose. Per carità, disponibile in acqua e in terra, certo, sulla sabbia e in qualunque circostanza, ma al di là di questo ho un rapporto così forte col mare, quindi ogni mattina da come il mare, se è agitato, se è mosso, è il primo sguardo, il primo pensiero va al mare, perché interessa una fascia delicatissima che stiamo tenendo sotto controllo con grandi difficoltà, con grandi preoccupazioni, però oltre a chiedere aiuti, sostegni, finanziamenti, progetti, lettere, comunicazione di sormuggenza, cose che ormai si fanno con una... Oltre ad essere assillanti agli uffici regionali, oltre a portarci gli abitanti delle varie case, i marinai, tanta gente chiaramente interessata, legittimamente interessata, anche andando lì più volte, quante conferenze stampa abbiamo fatto, con fasce, senza fasce, con catene, senza catene, però poi alla fine i risultati sono arrivati ma con ritardi. Il problema è proprio questo, ma se per una valutazione di impatto ambientale si impiega, che è un parere, uno dei tanti pareri, 2 anni e mezzo, e poi si è dovuto perdere quasi oltre 6 mesi, forse pure di più, per fare i rilievi archeologici. Cioè praticamente sono venuti i sommozzatori a fare, come dire, le verifiche sott'acqua se c'erano reperti archeologici. Ma la nostra zona, ahimè, ha tante ricchezze, ma non è stato mai un porto come quello di Crotone. Purtroppo non sono stati trovati. Non è stato trovato neanche un coccio, ma lo si sapeva già, perché si conoscono perfettamente. Però per avere quel parere si sono persi ulteriori 6 mesi. Di 6 mesi in 6 mesi le cose si sono così allungate che siamo arrivati a realizzare l'intervento dopo 5 anni, dopo che il mare aveva fatto tanti danni che quell'intervento iniziale è diventato quasi un intervento di recupero in extremis, forse ce lo auguriamo, di tutto il litorale. Cioè questo è il dramma principale è la burocrazia, deve andare tutto bene e ci vogliono anni. Quello che diceva il sindaco Maritato, quando gli interventi vengono affidati ai comuni, noi ci assumiamo la responsabilità di fare gli interventi anche con provvedimenti tipo ordinanze, tipo somme urgenze, perché abbiamo il coraggio, la voglia, la determinazione di dare risposta ai cittadini e ci esponiamo anche sotto il profilo della legalità, nel senso che vogliamo dare risposte, vogliamo rispettare tutte le procedure, ma ci assumiamo le nostre responsabilità e lo facciamo perché ci crediamo, perché quando si fa
alla luce del sole, nell'interesse della popolazione, nell'interesse del paese, nell'interesse della gente che rischia di perdere la casa, non ho nessun tipo di problema. Non ho nessun tipo di problema. Quindi ecco la risposta dei comuni, che chiaramente devono rispettare un progetto organico che riguarda tutta la fascia costiera, perché non è che poi, come dire, Acqua Appesa non può pensare solo all'Acqua non può Appesa, peggiorare la situazione a Puscaldo nord o a sud, chiaramente. Deve esserci un progetto che esiste, parlato c'è dei un master comuni. plan generale che è stato già fatto, quindi ecco, una verifica sotto ma se la facciamo noi sindaci con un consorzio, È una proposta questa noi lo che- facciamo in pochissimo tempo, Una però ci devono proposta delegare a che- fare questo. Ci devono delegare a fare questo. Noi siamo pronti, sotto ogni profilo, tecnicamente, proceduralmente, con le nostre responsabilità, con i nostri tecnici, con le consulenze che chiederemo dappertutto, ma siamo operativi. Noi viaggiamo a una velocità molto diversa di quello che viaggia siamo la in burocrazia chiusura. regionale. Un'ultima domanda velocissima, allora, quando inizieranno i lavori ad Acqua Appesa? Beh, io spero prima della fine dell'anno. Quindi si Loro mi hanno completeranno... assicurato i primi di dicembre, ma non ce la faranno perché non stanno cominciando a guardare. Spero prima della fine dell'anno, se non a gennaio, se non fermano i cantieri per mareggiate, perché poi Ecco, bisogna poi ecco. tener conto poi del mare che fa, del tempo com'è, e quindi l'augurio mio è questo, almeno che si cominci nel 2017. Mi devo fermare, io vi ringrazio davvero per la disponibilità, grazie a Gianfranco Ramundo, grazie a Giorgio Grazie a voi. Maritato, Grazie a voi. grazie come sempre anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia, arrivederci.